Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Oggi mi tocca anche una levataccia. Sono a Gemona, come sempre con Gian Domenico Ricci, in particolare a Campolessi, la latteria turnaria di Campolessi. Ci siamo svegliati presto noi, ma c'è qualcuno che si è svegliato ancora prima. Andiamo. Ho il piacere di conoscere Rinaldo Battigelli, che dal 1987 è il casaro qui a Campolessi, sì. Ma un sapere che immagino arrivi ancora più da lontano. A che ora ha cominciato stamattina? È un momento prima delle 6. Un momento prima delle 6. E poi da cosa si comincia? Lei arriva qua e i primi lavori che ci sono da fare? Abbiamo smontiamo il banco, il formaggio dalla giornata prima, togliamo le fasere, togliamo i loghi, portiamo il formaggio in magazzino e prepariamo il banco per la lavorazione di oggi. Lei adesso ci farà vedere in particolare che cosa? Allora, adesso dovrò fare il primo taglio della caldaia, del formaggio lo facciamo a mano. Questo latte che trattamento ha avuto fino adesso? Questo qua è stato solo riscaldato, abbiamo aggiunto i fermenti per la lavorazione, i fermenti lattici, scaldato a 33 gradi, ci abbiamo messo il caglio, adesso abbiamo aspettato che coaguli, adesso il coagulo è venuto e ci apprestiamo a fare il Come si chiama questo? Questa è la lira. La lira. Allora, vediamo come si fa. Allora, il primo taglio per tradizione e poi anche perché va bene a tagliare si fa la croce. La croce. Poi dopodiché si continua sempre a fare incrociando? Ah no, allora, poi tutti... Tagliamo da una parte e dall'altra in modo di tagliare la tagliata in modo che poi quando verrà la parte meccanica non viene sbattuta ma tagliata. Quindi si mantiene comunque sempre questa lavorazione antica, tradizionale, cioè c'è questa prima parte che... Una volta la rottura era completamente a mano. Si vuole provare? Sì, proviamo, è pesante? No. Allora, impugnatura. Vediamo, così, così? Sì, parte dal fondo. Sì, parto dal fondo, scendo. E viene fino a qua. Devo scendere giù in profondità proprio? Ah, ok. Sì, perché la cagliata è così fino in fondo. E quando si rompeva tutto a mano, quanto si stava a fare tutto questo? Con 20 minuti, 25. Caspita. È una buona palestra. E questa operazione a che cosa serve? A rompere proprio... Questa qua facciamo il primo taglio, appunto come dicevo prima, per agevolare il taglio meccanico. Sì. Se io mettessi la taglierina meccanica dal primo momento, avendo la massa completa della caldaia, farei molta polvere nel centro e prima di tagliare quello che hai bordi... Ah, ok, quindi non sarebbe uniforme praticamente. Non riuscirei a farla uniforme. E adesso si passa alla parte quindi meccanica. Adesso passo alla parte meccanica. Adesso i pezzettini di formaggio che abbiamo tagliati sono più agevolati a girare verso il centro. Verso il centro viene fatto il taglio. La palotta, il frangiflutti, questo qua, girando spinge il formaggio verso il centro. Adesso passeranno circa 10 minuti. Ma lei come ha cominciato? Ma io avevo mio nonno che faceva il casaro, mio fratello. Come si chiamava il nonno? Giovanni. Giovanni.
E lei quindi apprendeva? Sì, la passione è nata così, un po' per caso, diciamo, perché sono nato nel formaggio. Beh, bello da dire. Così, mi sono trovato a scuola di Casaro. Ha portato avanti qualche segreto anche poi, o qualche trucco, qualche cosa? Cioè, No, nel diciamo senso, che- ogni casaro ha le sue, o Sì, in realtà è boh. abbastanza standardizzato? No, è legato molto, la lavorazione è legata molto lavorando latte crudo, alla zona dove si opera, dove si lavora. Ogni posto ha qualcosa di particolare. E qui portate avanti comunque, perché uno del vostro slogan proprio è una buona tradizione, quindi portate avanti tanti aspetti tradizionali. Noi diciamo al di là del latte innesto, che è un qualcosa che è venuto dopo, diciamo, dopo il terremoto, dopo il 76, si è cominciato a dare un'impronta per cercare di migliorare, che comunque il latte innesto sono sempre fermenti coltivati dai migliori latti del nostro caseificio. Perché prima invece come si faceva? Prima si lavorava il latte così com'era, però con gli anni sono cambiati i gusti. Una volta il formaggio era più sul piccante, adesso si cerca di Sì? eliminare. Io dovevo nascere una volta allora, mi piaceva più il saurit. Sì. Ho sbagliato i tempi, adesso invece si cerca di avere un sapore formaggio più che delicato, un pochettino più mettiamo. delicato, sì. Magari si arriva anche al piccante. Però di base, insomma, quello che piace al palato è qualcosa che sia più equilibrato, mettiamola così. Un po' più equilibrato. Noi recuperiamo un po' di panna al mattino, che lasciamo affiorare del latte della sera, della raccolta della sera, lasciamo affiorare la panna che la recuperiamo al mattino per fare la ricotta. Noi facciamo una ricotta, si può definire gentile, Sì. molto pastosa, Cremosa. molto cremosa. Proprio per questa particolarità. Sì, noi ci mettiamo una percentuale di latte. La ricotta in origine è nata solamente con il siero. Quella che nasceva solo con il siero veniva la maggior parte delle volte affumicata. Noi non abbiamo zone di ricotta affumicata, bisogna andare in Carnia. Noi siamo sui confini. Ok. Diciamo che è una ricotta molto apprezzata, la facciamo oggi e viene messa in commercio il giorno dopo. Immediatamente. Questa qua ha una durata limitata, 6 giorni. Ma anche perché poi uno la porta a casa anche se la mangia, insomma, subito, talmente Noi non ci buona che la mettiamo- finisce subito. Non vengono messi Non ci mettete niente. Proprio naturale. Solo il sale. Allora quello che nasce naturalmente ha una durata limitata, senza nessun aiuto. Ma la panna si usava per fare del burro anche? Si usa per fare del burro? Sì. No, sì, no. Noi adoperiamo però la qualche panna di ricordo. affioramento. Ok. Una volta si adoperava la panna di affioramento, la toglievamo dalle bacinelle, adesso abbiamo la vasca refrigerante, una volta avevamo le bacinelle. Si toglieva, si spannava, appunto come si vede qua la panna viene a galla, con la spannarola si tirava via la panna, e con quella lì e quella che si ottiene dalla centrifuga, la scrematura del siero finale della lavorazione, si faceva il burro. Adesso noi lo facciamo solo con quella di centrifuga, Ok. perché utilizziamo l'altra per fare la ricotta. Fare la ricotta. Capito tutti i trucchi, andiamo avanti a lavorare. Alberto Boezio invece è il casaro più giovane, che si occupa in particolare degli aspetti più tecnici, mi dicevano, più legati anche all'HCCP, eccetera. Da quanto tempo fai questo lavoro? Ma io sono qui quasi da 13 anni, per cui sì, è un po'. Un giovane che li porta bene, direi. E adesso in particolare
non abbiamo potuto seguire proprio in diretta la parte in cui il vapore faceva sia rumore che appunto vapore, ma questo è il prodotto di quale operazione? Vi abbiamo visto togliere il siero. Sì, allora dopo il primo taglio viene estratto il siero nella quantità necessaria che ci occorre per la ricotta e viene introdotto in questa vasca di acciaio e riscaldato, aggiunto di sale per insaporire appunto la ricotta. Riscaldato fino a una temperatura superiore ai 65 gradi, si aggiunge, noi aggiungiamo La panna, del latte, la come panna dicevo del latte, prima. e poi viene portato fino sugli 85-86 gradi, alla quale temperatura viene aggiunto l'acido citrico, per cui l'acidificazione data dall'acido citrico, le alte temperature, fanno flocculare le sieroproteine che sono presenti nel siero e si ottiene la ricotta. Ti vedevo fare questa operazione con grande delicatezza, Sì, la fai per vedere a che punto è? E per permettere che la ricotta magari che sta da sotto venendo sopra si Perché per, asciughi. per Sì, affioramento? Sì, questa appunto la ricotta è un prodotto ottenuto per affioramento, dato questo processo legato sia all'acidità che alle alte temperature. Ecco. Da qui poi Da adesso qui viene con i cestini di plastica viene estratta e messa a sgocciolare fino all'indomani, quando verrà impacchettata. domani si confezionata. mangia, insomma. Sì, sì. C'è qualcuno che magari vorrebbe mangiarla così anche calda. Sì, perché sì. Si ricorda magari dei vecchi tempi quando Sì. andava nelle latterie e facevano la ricotta, la mangiavano subito, vero. ancora calda, però solitamente noi la impacchettiamo il giorno dopo e la vendiamo. È un lavoro che fai anche tu per tradizione familiare o in realtà ti sei avvicinato senza alcun legame? I miei nonni, come si diceva, i miei nonni avevano la stalla, avevano le mucche, portavano il formaggio anche loro nella latteria turnaria al tempo, così un po' per passione. Da loro è rimasto quindi Sì, il sì, ricordo e la voglia sì, di tornare a riprendere queste che sono le radici Sì. proprio. Ecco, la nostra ricotta è un punto di forza della nostra latteria, è un prodotto abbastanza rinomato e ricercato. A che punto siamo allora? Vedo che è tutto pronto qua per le forme sì. di... Siamo pronti all'estrazione. Il Nel formaggio- frattempo cosa è successo? Quindi ci eravamo lasciati togliendo il siero poi per fare la ricotta. Nel frattempo? Abbiamo completato il taglio della cagliata, l'abbiamo cotto da 33 gradi, che è la temperatura che si caglia, l'abbiamo portato a 45 gradi. Naturalmente tempo e temperatura per arrivare all'acidità voluta, all'acidità nostra del nostro formaggio. E adesso siamo arrivati Al momento topico. al momento topico. Adesso spengo l'agitatore Sì. e con le tele facciamo i fagottini e portiamo il formaggio negli stampi. Dopo questo, dopo gli stampi sarà... Dagli stampi viene messo in pressa, quelle là sono le presse, viene impilato, viene messo in pressa, in forma. E dopo un 10 minuti circa che è stato pressato, viene fatto il primo rivoltamento per aggiustare la parte superiore della forma, che sicuramente con la tela pareggiarla, rimarrà, sì. per pareggiarla. La fase successiva è di togliere le tele, togliamo le tele e ci mettiamo la data e il logo della latteria. Perfetto, operiamo. Rimane lì fino il giorno dopo e va in magazzino. Ma una cosa che mi diceva prima che mi ha colpito, può essere che questa forma abbia un sapore leggermente diverso dall'altra? Sì, essendo latte una materia viva, questa qua noi non pastorizziamo, lavoriamo il latte crudo. Un microbo, Sì. da quando iniziamo a togliere il formaggio, passano dalla prima forma all'ultima, passano circa un 20 minuti e mezz'ora, di conseguenza la prima
sarà leggermente diversa dall'ultima. All'ultima avrà qualche fermento in più. Sereno Milisso è il presidente della latteria di Campolessi e mi ha colpito, perché già ho potuto dare un po' un'occhiata, proprio l'atmosfera quasi di una volta, veramente, lo dico sinceramente, nei ritmi, nei saperi. Questa latteria turnaria è davvero un patrimonio, conserva tante tradizioni del passato. Sì, questa latteria turnaria è una tra le più vecchie del Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che è stata fondata nel 1908, quindi ha già fatto quasi 116 anni di storia, per cui è una latteria tra le più vecchie. A Gemona qua ne ricordiamo 9, ma negli anni 60, che era diciamo il boom delle latterie turnarie, se ne contavano 660 in tutta la regione. È riuscita a produrre sempre, durante gli anni, anche durante il terremoto, nonostante le situazioni eccetera. È sopravvissuta alla guerra della grossa industrializzazione degli anni '80 e siamo arrivati ai giorni nostri, dove ne contiamo circa 7 in tutta la regione come latterie turnarie. Spieghiamo a chi non lo sapesse, per esempio io non lo sapevo, cos'è una latteria turnaria. Allora, la latteria turnaria in realtà si differenzia dalla latteria che noi pensiamo tradizionale. In realtà è più tradizionale la latteria turnaria perché è più antica, perché non acquista latte. La latteria turnaria ha dei soci conferitori che conferiscono ogni giorno il latte, hanno dei libretti che possiamo, per spiegare meglio, definirli come dei libretti del conto corrente. Ogni giorno effettuano un versamento in latte e ogni giorno in latteria, come potete vedere, si trasforma tutto il latte conferito dai soci. E ogni giorno si chiama turnaria perché a turno viene fatto il latte a nome di un socio. Per cui oggi ad esempio i 18 quintali che sono nella caldaia sono di un socio che effettuerà un prelievo, quindi viene detratto dal suo conto di latte questi 18 quintali. Tutta la produzione di oggi, dal formaggio al burro alla ricotta eccetera, è di proprietà del socio. Dopo lui può decidere se rivendere alla latteria per lo spaccio o rivenderlo per conto proprio. La latteria si mantiene con un conto economico che è semplicissimo e da qui diciamo è stata la sua fortuna negli anni, perché il bilancio ogni anno si chiude a parità, si divide tutti i costi che si sostiene per la produzione per i quintali trasformati in un anno, si ottiene il tasso di lavorazione e questo è molto variabile a seconda dei costi che si sostengono, però ogni fine anno se si aggiunge dei costi si aumenta il tasso di lavorazione, viceversa si diminuisce, però il conto economico è sempre diciamo in parità. Perché un giovane decide di mettersi a capo di di questo gruppo e di portare avanti una tradizione così antica? Allora, io parlo sempre che per un giovane è molto difficile fare questo mestiere perché ci vogliono 3 cose fondamentali. La prima cosa è avere un'azienda alle spalle, perché al giorno d'oggi avere un'azienda zootecnica a partire dal niente è impossibile. La seconda cosa ci vuole la passione, perché è un lavoro di passione. E la terza cosa, purtroppo al giorno d'oggi ci vogliono delle capacità per stare sul mercato. Queste sono le 3 cose fondamentali. La cosa più difficile ovviamente è avere le capacità, perché la passione è una dote naturale e la fortuna di avere un'azienda alle spalle uguale. Io sono arrivato qui nel 2004, sono presidente dal 2007, quindi sono già 10 anni e abbiamo sposato la causa diciamo, della latteria perché abbiamo visto che nella globalizzazione continua l'unica salvezza per noi che abbiamo un territorio così piccolo, così caratteristico, era sfruttare proprio queste caratteristiche e fare un prodotto di qualità. Un prodotto, io direi, unico, nel senso che è poco imitabile da chiunque altro e quindi avere, diciamo, il potere di andare sul mercato ed avere solo noi questo prodotto e quindi riuscire a venderlo a un prodotto che a un prezzo che permetta a tutti gli allevatori di continuare a produrre con il nostro sistema. Beh, il marchio insomma è soprattutto al palato. Voi fate parte del progetto Acqua per quanto riguarda il formaggio, lo stracchino e la ricotta. Esatto. Però sappiamo che per far parte del progetto Acqua bisogna rispettare un disciplinare, dei disciplinari abbastanza rigidi per garantire proprio la tipicità. Per voi però non è stato difficile farlo? Avevate già questa idea comunque di utilizzare? Noi siamo una piccola realtà, parlavo prima, lavoriamo circa 18-20 quintali di latte
I soci sono tutte aziende agricole familiari, per cui a conduzione familiare di piccole e medie dimensioni, e soprattutto sono del territorio, nel raggio di 10-15 km troviamo tutte le nostre aziende agricole. Questo perché? Perché ogni giorno il latte viene conferito da tutti i singoli soci alla latteria con dei mezzi propri. Questi soci rispettavano già da prima un disciplinare che prevedeva l'uso solo di foraggi, erba e farine prodotte in azienda, e per cui diciamo il marchio Aqua È stato quasi naturale. È stato naturale anche perché al giorno d'oggi tante volte purtroppo noi agricoltori stentiamo a comunicare al cliente cosa facciamo e quindi per noi diamo per scontato che tutta la gente sappia, invece questo non è vero. E da qui abbiamo avuto anche un riconoscimento dal presidio Slow Food nel 2012 proprio per questo lavoro artigianale tipico di mantenimento delle vecchie tradizioni, e tutti questi riconoscimenti ci aiutano a presentarci al nuovo cliente, perché il nuovo cliente non è il cliente di 20 anni fa che conosceva la vita contadina, l'alimentazione dei bovini, eccetera. È un cliente che deve capire tutto come funziona, e quindi questi marchi sono a garanzia del nostro lavoro artigianale. È stato davvero interessante, Sereno, ti ringrazio per questa visita, ringrazio tutti voi. Adesso dovrò fare la spesa per portare poi a cucinare, spero di trattare bene i vostri prodotti perché ho visto così tanta delicatezza che io devo ammettere non ho, ma ci affidiamo a Paolo. Nel vostro spaccio dove c'è un po' di tutto, insomma, sì. Alla mattina si può venire da lunedì al sabato? Da lunedì al sabato, domenica chiuso, dalle 10:30 all'1, dalle 10:30 uno mi dirà che orario è. In realtà, siccome saranno gli stessi casari a dare i prodotti, per cui se uno ha delle curiosità sul prodotto, chi meglio di chi lo fa le può soddisfare. Prima sono in fase di lavorazione, per cui dopo le 10:30 fino all'1 sono disponibili per voi a fornirvi tutti i prodotti della latteria e non solo, anche qualche piccola specialità della regione. Proprio dal produttore al consumatore, Esatto. Direttamente. Direttamente dal produttore al consumatore tramite chi lo trasforma. Alberto intanto mi ha preparato la ricotta, stracchino, pezzo di formaggio, sono pronta ad andare, io vi ringrazio allora. Grazie mille, grazie anche ad Alberto e ovviamente grazie anche al Casaro che ci ha insegnato tutti i segreti assieme ad Alberto. Non tutti. Non tutti, anche perché se li dico a Paolo dopo già pensa di sapere tutto quello. Vado, ciao, Buona grazie. giornata, salve. Paolino, ti vedo Sì, già eccomi. ben ambientato a casa mia. Sì, intanto ho acceso i fuochi. Portiamoci avanti. Allora, Anche perché un po' di stanchezza, col cambio dell'ora mi sento un po' rintronata, quindi solo abbi tu, pazienza solo oggi. tu. Abbi pazienza, Beh, però ma oggi non hai le partite. poi è primavera. E domani è il mio compleanno. Quindi sì, buono. 27 marzo faccio 27 anni, pensa a te. Ah, io non potevo dirlo. Tu l'hai detto. Dietro io le quinte non mi dirlo. credono. Ok. Allora, Gnocchi del Casaro. del Casaro. Del Casaro. Latticini a go-go. Sì, perché sei stata a Campolessi. Mi sembra un nome perfetto. Quindi in questa latteria piccolina, una latteria turnaria con dei prodotti d'eccellenza come la ricotta, lo stracchino e la latteria. Quindi, Ok, gnocchi però al cucchiaio, mi pare di capire vedendo, o gnocchi... No, al cucchiaio, Al brava. cucchiaio. Ah, ma perché hai visto questo? Vabbè, ok, cominciamo. Cominciamo, per fare gli gnocchi al cucchiaio serve un cucchiaio. Che serve anche... che serve anche per mangiare. E poi serve dello zucchero di canna, che in realtà è pangrattato. Poi c'è, Sì. scherzi a parte, pangrattato, un bel pezzo di spoglia, Burro. Traduco, scusate. poi abbiamo della farina, 00 2 uova, di gallina, sale, sale del nostro mare. iodato, sale marino, Iodato o iodato? anin devant, Anin devant. un po' di ricotta, Freschissima. freschissima e... Latteria di Campolessi. Che buon profumo. Buonissima. Bene, partenza. Partenza? Prima le polveri e allora andiamo con Perfetto. la farina. Sì, andiamo a cucchiaio. Quindi un cucchiaio di farina, Cucchiaione o... un pel di manco. Ecco. Ok. Bene. 2 di pangrattato.
Che perché ci serve il pangrattato e anche la farina? Oltre a fare, la farina tende a amalgamare, a unire il tutto. Pangrattato asciuga. Poi... Dovevo dirlo io, ma comunque va bene, non importa. Un pizzico di sale lo mettiamo? Sì. Sì? Una mescolatina? E, Sì, chef. e qui ti voglio. Dimmi. Poi? Un uovo lo mettiamo, no? Perché serve per legare il tutto. Ma visto la tua bravura, io prendo una bella ciotolina, un'altra ciotola simile. Perché un'altra? Tu prendi un uovo e lo spacchiamo a parte. Perché no, devo aprirlo. Lo rompi a parte. Ma dai, ti avevo già dato la prova che ero brava. Sì, beh, ma allora, cioè, la prova non mi basta, eh? Concentrazione, Zitto. rullo di Zitto. tamburi. E non era un caso, ragazzi. Poggia lì. Ok. Bene, Bene, chef. Quindi Aspetti che c'è un pezzettino di mescolate le polveri. piccolo, cioè la prova è, il notaio dice che la prova è superata, Sì. guarda, piccolissimo. Cioè, Dai una mescolata all'uovo, quello che hai rotto abilmente con una mano, che poi adesso sembra che bisogna romperli solo con una mano, ma no, era così per fare un po' poi di un giorno scena. ti dirò il trucco come si Come fa. si fanno a romperli senza mani? Ok, a testate, ok. Adesso sminuzzi piano piano Ma non era meglio con una forchettina? No. Va bene, ti do la forchetta. No, ho chiesto gentilmente. Insomma, devo renderti un po' le cose difficili, devi un attimo così darti da fare. Anche perché sei sempre più brava, io non lo so. Tu pensavi, eh? Sì, allora, vai. Ribaltiamo già? No, adesso dai una mescolata, quindi andiamo a unire le due parti morbide, l'uovo e la ricotta, in questo caso la ricotta freschissima che mi hai portato della latteria di Campolessi, quindi ricordiamolo, nel marchio, col marchio Acqua, quindi certificata, come i vari prodotti che stiamo Abbiamo anche... visto loro con ricotta, stracchino e il formaggio latteria. Esatto. Ed è una delle latterie turnarie, quindi queste piccole latterie dove conferiscono il latte i produttori della zona, quindi diamo da lavorare appunto alla gente che è della zona. Quindi adesso andiamo a mettere il... Ti sei sporcata? Vai. Facciamo come facevano una volta, to. Tieni qua un po' di grembiule e pulisciti. Grazie Paolo. Sotto sei buono. Sì, sono buono. Vedremo più avanti. O divento più buono o divento più cattivo. Però io diventerò sempre più brava, quindi non avrai di che lagnarti o arrabbiarti. Vedi, è una cosa molto semplice, Sì? che puoi preparare prima, dura 2 o 3 giorni in frigorifero. Ah, ok. Quindi tu una volta che l'hai preparato, dopo c'è Devi solo metterlo... Quindi mescoli il tutto, amalgami tutto, deve solo dopo mettere adesso Deve riposare o deve no? riposare, ma può anche, Ok. siccome l'hai amalgamata bene, non serve che riposi. Allora, andiamo sul fuoco col composto. Intanto, come vedi qua, io intanto prima ho messo un po' di acqua salata. Importante che l'acqua sobbolle, cioè non deve bollire, sai quel bollire proprio forte, deve sobbollire, perché bene. siccome Tolgo un orecchino. sì, hai La perso un po' di ferramenta. ferramenta, oggi non mi sono preoccupato di questo io. Non ho più messo il braccialetto. Non hai più messo il braccialetto? Allora, quindi un cucchiaio, andiamo a intingerlo. Io faccio uno con un cucchiaio. Pensavo quasi anche senza mani, anche quello. E vado? Ah, belli cicci comunque, abbastanza grossi. Sì, mi Allora, piace la così. sfida è La sfida farlo è- con due. Beh, facciamo tutti. Ti Perché faccio vedere sai che so farlo fare con tutti e due? due. Sì, E carissimo. com'è che hai imparato questo? Così, ce l'hai nel DNA, non ho Esatto. capito. Troppo poco. Ah, Allora, dimmi se faccio caspita. bene. È quello che i francesi chiamano Allora. la quenelle, no? Sì. Insomma, sì, gli do un po' la un forma cucchiaio così. contro l'altro vai a dare... Caspita. Sarà che oggi è una giornata di tutto riposo per Ragazzi, te? la fiducia qua.
Ti dico la verità, incarnia qua uno dei pezzi forti di mia mamma sono gli gnocchi verdi, gli gnocchi con la zucca e li fa sempre morbidi, mentre mia nonna invece fa gli gnocchi di patate. E tu E hai quindi, imparato? no, quelli di patate no, infatti speravo che mi insegnassi quelli. Vedrai quanti ne facciamo. Li sto facendo troppo piccoli però rispetto No, ma a va quello che bene. avevi fatto tu. Ma sì, anche perché così si differenzia E il poi, mio, no? adesso facciamo, posso? Sì, sì. Adesso vediamo, perché io non so cosa dire, sei brava, è inutile. Aspetta. Ecco. Vedi qual è il trucco con un cucchiaio? Aiutarsi Che alla col bordo. Sì, col bordo, perfetto. Andiamo a prendere quello che è il nostro condimento, no? Sì. Quindi burro, la latteria di Campolessi e prendiamo anche un po' di salvia. Quindi prendiamo le due cose, la grattugia Sì. e andiamo sulla pentola che abbiamo a parte mentre i gnocchi con l'acqua che sobbolle si stanno cucinando. Quindi un classico, un po' della cucina, un classico anche dal punto della cucina anche friulana, di far soffriggere il burro con la salvia, no? Quindi andiamo a prendere, spezzare il burro. Senti che buon profumo che ha la salvia. Mi ricorda i salvios. Mi fai tu i salvios? No, io la chiamo Le la salviade. pretelline di salvia. La salviade. Ah, Un giorno ecco. le facciamo anche quelle. Buonissimi. Quando sarai più brava, facciamo anche quelle. Diventerò. Allora, quindi burro, salvia e abbiamo la latteria che andiamo Dopo a grattugiare. questo, Se la adesso? grattugiamo dopo sopra, Ok. no? Mentre i gnocchi stanno cucinando. Quindi la cosa importante La che cosa cos'è? importante è capire quando sono cotti. Sì, e che i gnocchi, appunto, importante che come tutte le preparazioni delicate, soprattutto all'inizio della loro cottura, che l'acqua sobbolla, vedi che si sta muovendo piano piano, Altrimenti quindi poi rovina. si vanno a rovinare. Quindi, ma perché? Perché la cottura avviene piano piano, quindi da un impasto morbido va a cucinarsi e diventare più consistente. Stanno cucinando. Sì. Il burro si sta scaldando e cominciamo piano piano. Dopo Quando averli girati. galleggiano, Sì, le giri un paio di sono volte. cotti o no in realtà? No, devi Non lasciarli ancora. un po'. Non è come i gnocchi di patate che, sai, dicono quando galleggia, dopo devi lasciare ancora un attimo perché la parte interna se no rimane un po' cruda. Io comincio a mettere gli gnocchi o li metti tu? Metto io, dai. Metti tu? Allora ti sposto Bravo, la pentola. vedo che hai capito. Intanto io lascio che si soffrigge il burro con il pangrattato. Sai cosa aggiungiamo che fa anche un po', così dà anche un po' di gusto? Un po' di, mentre sta soffriggendo il burro, un po' di pangrattato che dà anche questo gusto, lo facciamo diventare un po' nocciola, Sì. che così aumenta un po' il suo gusto, esalta sia il burro che tutta la preparazione. Pensa tu, c'è Casotto che sta facendo? Cui? Ecco, aspetta, dai, andiamo a fare una cosa. Guarda questo che bellino. Sì. Guarda che bella forma. Insomma, io lo lascerei in acqua quello lì. Lasciamola ah, ma tu li vuoi mettere a raggiera? Ma insomma, diamo un attimo, cioè, un po' l'occhio vuole la sua parte, no? Vediamo Sì. se ce n'è uno più bello. Deciditi. Ecco. Beh dai, non Basta, puoi facciamo lamentarti. un. Secondo me il tuo era questo. Sì, dici, col pic per ore. Bisogna mettere che... Dove lo metto questo? Ma vai al centro, se no io me lo lascerei anche stare. Boh, ok, è andato, è andato. Allora, cosa vado a mettere? Io metto il condimento e tu la bella grattugiata? Sì. Allora, sai, questo comunque è il vizio un po'. Intanto mettiamo le foglie sopra Appena i gnocchi. ambrato comunque il burro. Sì, ma come piace? Cioè, ad esempio, in questo caso è ambrato e anche con l'aiuto del pangrattato, no? Vedi che sta cominciando a prendere un po' colore. Hanno un aspetto morbidissimo comunque con la ricotta. Aspetta che io metto ancora un po' di burro. Sì. La salvia così col suo verde che ricorda questo inizio primavera. Però sai, a primavera, a volte, soprattutto sotto il mio compleanno, così a fine marzo, trac, ti arriva quella nevicata che ti distrugge tutte le ambizioni che avevi già di caldino e di maniche corte, quindi questa è la nevicata, Sì, sulle esatto. prime foglie. E va a confortare. Che poesia. Sì, bellissimo.
Ci Io, piace. io dico che è bello, Sì, sì. anche perché con questa nevicata Se lo sei dici riuscita tu. a coprire certi gnocchi che non è che li hai fatti proprio, alcuni non sono proprio, ci vuole un po' di esercizio. Vedremo il voto, secondo me sono stata brava. Adesso assaggiamo e cerchiamo di essere obiettivi. Io Mo- assaggio il tuo e tu assaggi i miei, così Sì, vediamo. adesso voglio vedere qual è il mio, se lo riconosci. Sicuramente il più buono, Paolo. Oh, che dolcezza. Giandomenico, vedi questo? Guarda che bello. Questo l'ha fatto Paolo. È lui, è D'altronde, lui, è lui. insomma, E ognuno il questo, suo vedi lavoro. che bello, più piccolo. Prossima domenica ti porto a fare una telecronaca, vediamo come te la cavi. Scherzi a parte, buonissimo. Proprio gli gnocchi Gnocchi del Casaro che abbiniamo. Io pensavo ci andasse un rosso, invece mi proponi Invece è un bel friulano. un bel friulano. Allora salute. Salute. Gli auguri domani però. Acqua in bocca. Allora, ultimo sforzo, gnocchi del Casaro, abbiamo usato 250 grammi di ricotta. Paolo, 250 di ricotta, 2 cucchiai di pangrattato, un cucchiaio di farina, un uovo intero, 100 grammi di burro. 70 di latteria Sì, e salvia. Dopo uno mette quante foglie di salvia. perfetto. Oh yes, bene. E adesso posso riposarmi, godermi la mia domenica senza calcio, fantastico. No, senza Grazie, calcio però intanto, dai su, l'ultimo sforzo. No, guarda, sei veramente maleducato. Si fa così, eh? Sei maleducato, guarda, Così. vado via, me ne vado da casa mia. Ciao. È come ballare, così e così.